Presidente Serracchiani, quest'oggi un incontro con il sindaco di Travesio. Quali sono state le richieste avanzate dal Comune e soprattutto le risposte della Regione? Un tema legato alla montagna e alle aree interne, perché in passato nelle aree interne rientrava tutta la nostra zona di montagna. Ora la scelta che è stata fatta anche dalla Commissione europea e dal nostro paese è diversa e quindi noi abbiamo delle aree che rimangono in questo senso scoperte. Come abbiamo fatto in altri territori, le valli del Torre e del Natisone, anche in questo caso l'intenzione della Regione è quella di utilizzare fondi regionali per compensare appunto l'assenza dalle aree interne di alcuni comuni, tra cui appunto Travesio, Clausetto ed altri comuni ancora. Lo faremo già nella legge finanziaria prossima e cercheremo di andare avanti con questo rapporto, direi importante anche che abbiamo con l'Unione Territoriale sul tema degli investimenti. Si è parlato poi anche di turismo, siamo qui presenti alla villa di Topo Wasserman, al castello di Topo. Anche in questo la Regione che cosa può fare in collaborazione col Comune? Sicuramente intanto i finanziamenti che sono stati dati anche in passato rispetto al recupero del castello sono un punto di arrivo importante, anzi direi di partenza, perché adesso c'è da fare un progetto ancora più interessante, visto che nel mentre la Regione ha acquisito il 50% della proprietà del castello di Topo, l'ERPAC potrebbe essere utilizzato come strumento anche per sviluppare delle importanti sinergie con il Comune per valorizzare l'area e valorizzare anche ovviamente non solo il castello ma anche quelli che sono degli scavi interessanti già fatti nel passato. Sulla falsariga di quello che è stato fatto con Palmanova. Esatto, anche perché la Regione potrebbe in questo senso utilizzare strumenti che ha, penso ad esempio al servizio manutenzione foreste, che può essere utilizzato come per esempio abbiamo dato la nostra disponibilità per il parco di Miramare proprio per aiutare questi siti nella manutenzione, aiutare evidentemente anche il Comune e la comunità a poterli recuperare e valorizzare.